Domenica 22 aprile 2012 è il giorno della storica promozione in Serie D del Ribera Calcio. 3 giornate alla fine del campionato di eccellenza. Basterà oggi fare punti contro la già retrocessa Palermitana per ottenere la matematica promozione nel torneo di interregionale. Eccoli qui gli artefici della promozione in Serie D, i biancoazzurri del Ribera. I tifosi della Curva Sud hanno preparato una bellissima coreografia degna di altre categorie. C'è grande entusiasmo a Ribera per questo storico traguardo, il salto di categoria, una stagione straordinaria per la squadra di Totò Brucculeri. Pubblico delle grandi occasioni al Nino Novara per rendere omaggio ai biancoazzurri del Ribera promossi in Serie D. Fanno il loro ingresso in campo le formazioni di Ribera e Palermitana tra gli applausi del pubblico di casa. La Palermitana è in campo con 11 elementi, presente in porta Sorci, poi Airò, Scicolone, Loverso, Gervasi, Ciulla, D'Ambra, Di Stefano, Cammarata, Bedinati e Mossa. Il tecnico è Piero Gatto. Il Ribera risponde con Talluto in porta, Campanella, Esposito, Fallea, Geraldi, Ciancimino, Ruggeri, Palazzo, Erbini, Galluzzo e Geraci. Eccolo qui, Totò Brucculeri. Brucculeri che riceve l'applauso della gradinata, si accomoda in tribuna. Quinta promozione per il tecnico originario di Grotte. 3 promozioni in eccellenza, 2 nel torneo di promozione. Un record davvero invidiabile per Totò Brucculeri. Cala il silenzio allo stadio Nino Novara. Ribera e Palermitana ricordano Morosini. L'applauso dei tifosi della Ribera per ricordare Piermario Morosini, centrocampista della Livorno, scomparso sabato scorso durante la partita Pescara-Livorno. E adesso è tutto pronto per il fischio d'inizio di Ribera Palermitana. Alla Ribera serve un punto per festeggiare la matematica promozione storica in Serie D. Il fischio di Scibetta, parte Erbini sul secondo palo, attenzione la palla filtra, poi Geraldi, altra chance per i biancoazzurri, il cross in aria, Galluzzo di testa, poi il gol di Palazzo, 1-0 Ribera. Mossa, Gervasi, perde il pallone alla Palermitana, Mossa, poi recupera la sfera il numero 11 Geraci del Ribera, Erbini per Galluzzo di testa, rete! Gol numero 15 in campionato per Pasquale Galluzzo dopo 8 minuti di partita e Ribera 2, Palermitana 0. Continua la festa promozione al Nino Novara. 9 minuto del primo tempo, Galluzzo, la conclusione, Sorci! Geraldi, Galluzzo, Palazzo, Galluzzo, Palazzo, attenzione il cross in aria per Galluzzo di testa, palla che fa la barba al palo. Dopo 15 minuti si rimane sul 2-0 per il Ribera. Erbini, Galluzzo, avanza Erbini, attenzione, palla gol per il Ribera con il giovanissimo Geraci, Sorci para, Galluzzo, la porta è vuota, Galluzzo, Sorci, la palla è lì, si salva il portiere Sorci, palla sul fondo. Ruggeri, Galluzzo, attenzione, Galluzzo, pallonetto, palla sul fondo, sarebbe stato un super gol di Pasquale Galluzzo. Attenzione, non c'è fuorigioco, palla gol per il numero 4 Loverso, tiro, Talluto, c'è sempre. Ospiti che rimangono in 10 uomini al 35esimo del primo tempo. Piero Gatto non può operare nessun cambio. Ancora Galluzzo per Geraci, tiro di Geraci, Sorci para, poi Palazzo, la conclusione, Sorci con i piedi alla Garella,
Avanza Cammarata, poi il numero 5 Gervasi, non c'è fuorigioco, Gervasi, il tiro, traversa, poi mossa, non riesce a buttarla dentro da 2 passi. Applausi per la palermitana del pubblico di Ribera. Beninati in zona tiro, poi servito il numero 7 D'Ambra, la conclusione Sciarrino sporca subito i guantoni. Per De Luca non c'è il fuorigioco, allora De Luca può avanzare, entra in area Agostino De Luca, ottavo della ripresa, il suo cross per Galluzzo, stop di Pasquale Galluzzo, tiro, rete, gol numero 16 per Pasquale Galluzzo, doppietta personale in questa partita per l'ex fantasista di Camarat e Acragas. Pietro Ruggeri per Pasquale Galluzzo. Si accentra, tiro di Galluzzo, Sorci, ancora lui alla garella con i piedi in calcio d'angolo. Sta per cominciare la festa in curva sud. Parte Geraldi sul secondo palo, la porta è vuota, rete! Giuseppe Fallea. Poker della squadra di casa. 4-0 per i biancoazzurri. Lancio lungo a cercare Galluzzo, arriva anche De Luca, attenzione, entra in area Agostino De Luca, a tu per tu con Sorci, poi Galluzzo, Sorci evita il quinto gol. Osserva il cronometro il direttore di gara Francesco Scibetta di Agrigento e finisce qui la partita. È un giorno storico per il Ribera, promosso in Serie D con 2 giornate d'anticipo. Ribera che ha vinto il campionato di eccellenza Girone A. Oggi ha battuto in casa agevolmente la Palermitana per 4-0. Si abbracciano i giocatori in campo per una promozione storica in Serie D della squadra allenata da Totò Brucoleri.